In corso l'intervento di ripascimento sul litorale di Isola Verde, intervento importante a tutela del litorale che viene continuamente falcidiato dalle mareggiate. La necessità del ripascimento si ripresenta periodicamente su tutto il litorale veneto e ad essere devastanti sono soprattutto le mareggiate di scirocco, che a Isola Verde come a Jesolo distruggono la spiaggia. Quello che a ogni possente mareggiata si rischia a Isola Verde è che l'acqua, una volta oltrepassata la difesa della battigia, comincia ad aprirsi una strada verso l'abitato. Necessari quindi questi interventi fino a quando almeno una nuova progettazione prevederà un intervento a medio termine. Il lavoro attuale di ripascimento è stato affidato alla dragaggi di Luciano Boscolo Cucco, ultimamente alla ribalta per la sua autobiografia presentata qualche settimana fa, non su Grando ma su Grasso, ma conosciuto per le sue iniziative a favore di Chioggia, realizzate in autonomia volendo portare alto il nome della città. Erano anni che la ditta non operava nel territorio, ma ora sono intervenuti con le attrezzature più adeguate per effettuare l'importante intervento a tutela della costa.